Questa era un'ottima prestazione, probabilmente la migliore o tra le migliori tra le mura amiche, finalmente è sfatato questo tabù. Quanto aiuta avere un attaccante come Ciro De Angelis? No, bisogna fare i complimenti alla squadra perché ha fatto veramente un'ottima partita già nel primo tempo. Secondo me avevamo creato i presupposti per andare in vantaggio, non ci siamo riusciti. Poi una volta fatto gol, come è successo già domenica scorsa, la squadra gioca con tanta sicurezza e questo è lo spirito che ci vuole. Diciamo che le altre partite, magari qualche pareggio di troppo in casa, siamo anche stati non tanto fortunati e quando non riesci a sbloccare le partite col passare dei minuti magari ti può venire un po' di ansia e invece la squadra sia oggi che domenica scorsa ci ha creduto, è andata avanti per il suo percorso, per la strada che ci siamo preparati nella settimana e l'occasione è arrivata, l'abbiamo sfruttata bene e poi credo che in tutto il secondo tempo, ma anche già nella prima parte, abbiamo meritato questa vittoria. Ecco, dicevo, la squadra sembra aver beneficiato anche dell'arrivo di De Angelis, al di là del gol che oggi Olè non ha fatto, però ha fatto una grandissima partita, in tante piccole cose è diventato già un punto di riferimento per i compagni. Sì, ma Ciro è un attaccante che credo che in questa categoria non abbia bisogno di presentazioni, è un giocatore che fa giocare bene chi gli gioca vicino, fa giocare bene la squadra, è un giocatore che riesce ad avere letture importanti nelle situazioni di gara, riesce a ottimizzare tutto quello che gli passa vicino, è un giocatore che come terminale offensivo è importante sia nel cucire il gioco con i compagni, poi anche oggi l'abbiamo visto dentro la rete di rigore. Il primo tempo su due palle laterali è stato molto bravo, una volta ha preso la traversa, l'altra è uscita di poco. È un giocatore che deve stare bene perché è un po' di tempo che non giocava, sia con la testa che col fisico, perché ci serve veramente tanto un giocatore che abbia queste qualità. Mister, invece, sulla partita ha detto tutto lei perfettamente, una grande prestazione. Io invece mi concentro sui singoli. Innanzitutto come sta Ciccone, comunque autore di una buonissima prestazione, e invece anche per Tremolada un ottimo ingresso suo, un giocatore che ha sempre voglia di fare, che ammette che unisce quella grinta, quella potenza con quella rapidità, ecco, un giocatore che può crescere ulteriormente. Sì, beh, diciamo Ciccone ha preso solo una ginocchiata, ha finito con un po' di fatica, speriamo non sia nulla di grave, abbiamo 10 giorni davanti molto intensi, ad arrivare all'ultima giornata del girone d'andata dobbiamo cercare di avere più giocatori possibili che stiano bene. Tremolade è un giocatore che già domenica scorsa è entrato, ha sbagliato veramente poco, credo che a partire in corso può diventare un fattore determinante perché ha veramente uno strappo, una velocità di categoria superiore, in più sta bene mentalmente, è sereno, oggi è andato al tiro, domenica veramente non ha sbagliato nulla, è un giocatore che secondo me se mette dentro qualche numero come gol, oggi secondo me aveva preso anche un rigore importante, ha fatto ammonire 3 giocatori avversari, credo che è un giocatore che se mette dentro questi numeri può crescere ancora veramente tanto tanto, però devo dire che la squadra ha fatto tutti un'ottima prestazione, chi ha giocato, chi è entrato, i giovani, QL ha fatto di nuovo una partita, è tornato sui livelli che ci aveva abituato a inizio stagione, fa parte del loro percorso, avere magari, capita ai giocatori più esperti, figuriamoci a dei ragazzi giovani, avere dei momenti di calo sia fisico che mentale. Magari lo stesso Gualandris oggi ha fatto una gara di grande impatto fisico, di corsa, magari meno lucido e pulito di altre volte, però fa parte un po' del percorso di questi ragazzi. Diciamo che nelle ultime 2 settimane abbiamo ritrovato spirito, fiducia, dobbiamo continuare a lavorare in questa maniera perché ci mancano 2 partite e dobbiamo finire nel migliore dei modi. Mister, come si commenta una partita come quella di oggi, una sconfitta abbastanza chiara anche dal punto di vista del gioco, la squadra non è stata quasi mai pericolosa, forse un passo indietro rispetto alle precedenti prestazioni con lei in panchina? Ma sicuramente sì, anche se nei primi 45 minuti il Palazzolo ha provato a spingere, anche se noi comunque eravamo molto accorti, sapevamo della loro forza. Ma la partita ovviamente secondo me è stata persa nell'atteggiamento nei secondi 45 minuti pronti via, perché non puoi permetterti di fare 45 minuti di grande attenzione, di grande rispetto verso gli avversari, facendo in modo di ripartire in contropiede, dove
se eri un po' più lucido potevi andare a finalizzare meglio, anche se comunque ai punti forse il Palazzolo avrebbe fatto qualche cosa in più. È un momento un po' particolare, oggi abbiamo finito con 3 ragazzi della Juniores, qualcuno ha giocato con l'influenza e quant'altro, è ovvio che non deve essere un alibi, ci mancherebbe altro, però obiettivamente per affrontare un campionato del genere, per esperienza, ci deve essere un gruppo molto più competitivo. In questo momento, per un insieme di cose, da quando sono arrivato stiamo cercando di fare in modo di essere più una squadra in attesa di qualche elemento per poterci sistemare. La squadra ha bisogno di più di qualche elemento per poter ripartire, perché in questo momento qua stiamo pagando molto. 12 giorni di tempo giusto per il mercato, questo è quello che sta dicendo. Ma oggi i ragazzi hanno dato tutto, poi è chiaro che l'atteggiamento, come ho detto, nei secondi 45 minuti non va bene, perché non puoi prendere gol dopo 4 minuti da un fallo laterale, però non si sono mai risparmiati. La squadra ha bisogno di elementi all'interno che possa fare in modo di andare a tappare quelle falle che mancano. Ok mister, ha parlato chiaramente del mercato, di elementi, ha parlato anche dell'atteggiamento. Lei è ripartito dal secondo tempo della Conatese, partendo con la difesa 3. Ecco, si aspettava qualcosina in più, quantomeno dal punto di vista proprio dell'ordine in campo tattico, perché comunque è una squadra che si trova meglio probabilmente a 3, perché poi comunque la partita a 4 settimana scorsa, ecco, ma non ha ancora trovato forse la sua dimensione in questo momento. È chiaro che se da una domenica all'altra ne cambio 2 o 3, oggi Sant'Ambrogio influenzato, Cavallini influenzati, 2 esterni, tra l'altro Napolano alla prima partita ufficiale dall'inizio, quindi non era facile neanche per lui, però ripeto, non sono alibi, dico soltanto che è un momento dove stiamo cercando di trovare la quadra, ne stiamo pagando dazio, però allo stesso tempo dobbiamo fare in modo di essere lucidi nel valutare ciò che bisogna fare. Manca forse anche qualche spinta in più dai più esperti, ecco. Io vedo che ci mettono massimo impegno, e è chiaro che tutti dovrebbero fare qualche cosa in più per cercare un attimino di risollevare il momento che ovviamente non è bello.